un'eccellente prestazione da parte dei ragazzi. No, i ragazzi hanno fatto una prestazione buona, siamo partiti secondo me un po' compassati, un po' mosci, avevo chiesto all'inizio di girare un po' palla perché conoscendo il progetto di come gioca, che si chiude abbastanza bene e riparte in velocità, avevo chiesto di avere pazienza e di girare la palla. Purtroppo però la pazienza ce l'hanno avuta un po' troppo, siamo partiti un po' addormentati, poi il gol fortunatamente è avvenuto subito, all'inizio ci ha dato un po' una scossa e poi i ragazzi hanno fatto la partita che dovevamo fare. Viaggiamo partita dopo partita come già detto nelle partite precedenti, vediamo adesso a fine campionato come ci posizioneremo e poi verrà tutto da sé. E colgo l'occasione per dedicare diciamo, questa vittoria alla mamma del presidente, di Alessandro Cappelli, che sta attraversando un momento un po' difficile, è una donna che ci segue da tanti anni, fin quando stavamo dalla Serie B, e tutta la squadra gli manda un abbraccio, un bacione e gli diciamo di non mollare e di tornare il prima possibile qui al campo a venirci a tifare. Perfetto, grazie.